Chi sono i cinquantenni di oggi? Sono i bambini degli anni 70 e i ragazzi adolescenti degli anni 80, quelli che se avevi la bici con le marce eri uno giusto, quelli che non avevano né il cellulare né il computer e l'elettronica di punta era possedere un Commodore 64 o il VIC-20, quelli che hanno imparato a guidare con l'aritmo, senza l'ABS e il servosterzo. Sono quelli che andavano in motorino in moto, senza il casco, con i capelli al vento, spesso bagnati, in estate, autunno, inverno. Sono quelli che non avevano un gruppo WhatsApp per organizzarsi, ma si incontravano al solito posto, al muretto, sotto i portici, alle panchine o semplicemente in piazzetta. Sono quelli che andavano in due sul motorino e quando si spostavano per le trasferte mangitive facevano colletta per fare miscela. Quelli che l'importante era ritrovarsi per la voglia di stare in compagnia. Sono quelli che aspettavano il sabato per ascoltare la hit parade e registrare su musicassetta la canzone preferita, stoppando in tempo prima che il disc jockey ci parlasse sopra e con una birra riavvolgevano il nastro quando si inceppava. Sono quelli che per vendere un giubbotto telefonavano ai giornali come Smart e Seconda Mano per dettare l'annuncio. Sono quelli che componevano il numero 12 per sapere l'ora esatta. Sono gli sciami di ragazzi allegri e spensierati che si spostavano indipendenti sul ciao e i vari tuboni, come non se ne vedono più, né i ragazzi allegri e spensierati, né il ciao e né 1000 motorini. Sono quelli che per ascoltare una canzone mettevano 100 lire nel jukebox, quelli che per telefonare cercavano una cabina telefonica e infilavano un gettone se la chiamata era urbana, molti di più se era interurbana. Sono quelli che andavano a ballare nel fine settimana, quelli che per essere più belli si sparavano 3 lampade a giorni alternati per avere il bronzo. Sono quelli che anche se non erano paninari hanno comunque desiderato le Timberland. Sono quelli che come influencer avevano Arthur Fonzarelli, Bud Spencer e Terence Hill. Quelli che appena patentati nascondevano 1 chilo di autoradio sotto al sedile. Sono quelli cresciuti a calci nel sedere e sberle e rispettavano i genitori e se la maestra gli dava una nota, quando arrivavano a casa erano ulteriori mazzate. Quelli che hanno respirato il nuvolone di fumo nei locali, lo smog della benzina super con il piombo. Quelli che i maschietti al servizio militare hanno fatto così tanti vaccini che adesso hanno degli anticorpi invulnerabili e non gli fa più paura nulla ed è fatica inutile cambiarli. Quindi lasciate perdere!